Io sono Patrick Hedy, ho lavorato qua nei comuni di Comiglianza e Ovaro negli anni 89 e 91 a fare sì, il lavoro di campo cosiddetto per il mio dottorato di ricerca, il mio PhD che facevo a Londra, all'Università di Londra, ma studiando qua. E studiavo, l'argomento della tesi era più o meno il senso di identità, i cambiamenti sociali che sono stati in questi anni e nei decenni prima, 2 o 3 decenni prima, e il rituale. Dopo, ma quello era piuttosto teorico, perché la cosa importante era proprio di arrivare a conoscere la gente. Sono arrivato, era già abbastanza freddo, c'è stato un po' di neve. Sì, sono stato introdotto alla vallata, diciamo, da Giorgio Ferigo, il medico di Comiglianza, che vive a Comiglianza, che lavorava in quel momento lì a Udine, che ho conosciuto attraverso una catena di gente che si interessava nelle tradizioni, nella vita, nei studi della vita della zona alpina, diciamo. Anche come, sì, i lavori in Germania. Una volta so inglese, ma lei come 6 anni che lavoro in Halle in Germania, sì. Ma La nostalgia da chiamo. sì, veramente, veramente mi fa piacere di tornare qui. Sì, Resta. sì, sì, veramente. Anch'io ho parenti in Canada. Ah sì? Anch'io un zio, ogni 2 anni ce l'ha da venire qua lui. Ah sì? Non arriva a stare lontano. Sì. Sì. Buon lavoro. Grazie. Sì, in quel tempo ho vissuto brevemente a Tualias, a Comiglianza, e dopo per qualche mese ad Avar, a Lovinces e ultimamente ad Avasta. Che effetto ti fa ritornare in questi posti? Ma piacere, nostalgia, anche un senso di familiarità, un senso di, ma non sono a casa mia, ma quello senso un po' di essere un posto dove sì, mi sento bene, abbastanza rilassato, diciamo. Invece gli inizi con le persone come sono stati? Ma anche all'inizio proprio belle veramente, cioè che sì, l'ambiente mi piaceva, anche l'odore era freddo, si bruciava la legna, l'odore del fumo di legna dappertutto. E fin dall'inizio avevo qualche persona a cui potevo andare a parlare, perché a cui sono stato introdotto. Allora non mi sentivo mai assolutamente solo, ma allo stesso tempo c'era una certa difficoltà a allargare il circolo sì, di conoscenti, diciamo, di gente che conoscevo. C'era, sì, penso un certo diffidenza, non si sapeva cosa facevo.
ero lì alla fine di novembre, non era un momento in cui si aspettava turisti. Sì, è stato un po' difficile all'inizio di trovare un posto dove alloggiarsi, ma poi sì, un ragazzo di qua mi ha aiutato, Gilberto dell'Ostre. Abbiamo trovato un ottimo alloggio dalla famiglia Mirai, qua da là. E proprio in quel momento che dopo sono diventati dei buonissimi amici, e proprio in quel momento ho conosciuto amici qua e là. Mi sono presentato al sindaco e chiesto come se fosse possibile a fare contatti con persone in diverse frazioni. Mi ha dato il nome di una o due persone prominenti in ogni frazione, sono andato da loro, parlato. Era anche la stagione di Natale e poi la stagione d'inverno in cui si buttava las cidulas. Allora c'erano molte occasioni di andare a vedere la vita collettiva, la vita festiva. E ho potuto partecipare anche ma andare insieme con quelli che facevano il lavoro di fare il falò, di fare la questua, di lanciare la cidulas, sia come gli Ancs, sua vasta anche prima cella. Anche da là. E quello mi ha dato l'occasione di... Qua e là ho trovato qualche persona che si interessava, per questo c'erano dei preti che si interessavano, che erano molto amichevoli. E anche una persona qua e là, mi sono fatto un po' un rete di amicizia. E poi... Ma... Sì, era quello il primo momento, diciamo. Ma devo dire anche che avevo questa idea era anche come di essere un forestiere, cioè che quando andavo in un posto dove non andavo in compagnia con qualcun altro e se andavo nel bar in questi primi settimane, capitava più di una volta, mi capitava di entrare nel bar e erano gente a parlare e poi tornavano a mi chiaravano no, mi diceva nulla. E questa era un po'... Avevo un po' l'impressione di essere uno che è entrato nella casa di un'altra persona senza chiedere, senza essere invitato, senza chiedere. Nel senso di questi bar erano anche loro spazi privati per i paesi, che come forestiero in quella stagione dell'anno, quando non ci sono i turisti, allora facevo qualche tipo di trasgressione entrando e loro non sapevano esattamente come reagire, diciamo. Ma per me era un po' difficile. Anche perché tu rispetto al turista ti interessavi alle loro cose. Sì. Il turista è uno che passa e prende le cose marginali, le cose che gli offrono. Invece Sì. tu volevi scrivere su di loro, quindi... Ecco anche quello, sì, sono sicuro di quello. Ma io non so a che punto se lo sapevano in questi paesi, perché non mi sembra che... Sì, dopo c'erano molte gente che mi conoscevano, ma io non so se in queste prime settimane molte persone sapevano ciò che facevo, ma senz'altro quando spiegavo che erano qua a studiare la vita, sì, ciò che pensavano, ciò che facevano la gente, c'era una segnata diffidenza. Mi capitava spesso che uno diceva, ma io non sono la persona adatta
devi andare da un'altra persona e e forse mi passavo da una persona a un'altra, questo capitava un po'. Oppure sono andato da gente che dicevano, ma sì, le diremo qualcosa, ma non molto, perché vedi, non è, siamo chiusi, non è che qua si ha piacere di parlare ai forestieri. Arrivava anche, c'erano delle persone che dicevano, quello era forse quasi la prima sera, qualcuno mi diceva, ma sei arrivato a un posto sbagliato, qua non si parla con i forestieri. Quando hai maturato il concetto, o quando ti è venuto in testa di chiamare il libro The Art People, no? Il popolo duro, ma è che c'erano qualche aggettivi che si usavano molto. Si diceva che siamo gente chiusi, i sincerati. Quello era un'espressione molto usata, sincerati. E dopo spiegavano che chiedevo, ma perché siete scerati, scusi? E dicevano, forse perché siamo duri. E questi erano due concetti, due idee che a me sembrava che facevano parte della maniera di vivere la realtà sociale. Erano concetti che si usavano tanto e ho pensato forse all'inizio di chiamarlo il popolo scerato, il popolo chiuso. Ma quello non è che sono d'accordo che erano scerati o che erano duri, ma era importante a loro di credersi di chiusi o duri, o forse non volevano essere, ma era una domanda che si poneva la gente qua. Siamo o non siamo duri, siamo o non siamo chiusi? Faceva parte del discorso della sua, di come si immaginava, come si presentavano sia a me sia a se stessi, mi sembra. E per quello sembrava un titolo adatto, ma dopo, scegliendo fra queste due possibilità, popolo duro, popolo chiuso, e che forse il popolo duro era un po' più positivo, perché quantomeno anche un popolo chiuso provo una certa empatia di un desiderio di chiudersi in sé, fra di sé, ma io penso che la gente stessa pensava che anche se si sentiva quel motivo non era forse era anche un motivo un po' diverso. Sarebbe stato meglio di essere un po' più aperto, o che forse ma non è possibile criticare una persona perché è duro, non tanto facile. Allora il popolo duro sembrava un titolo un po' più positivo, accettabile. Poi fa parte dello stare in equilibrio in montagna, il fatto di allargare i confini, essere aperto o chiuso a seconda delle situazioni, no? Sì. Quindi forse è più mobile il concetto di popolo, più mobile il concetto di popolo duro che non popolo chiuso, che effettivamente non dà possibilità di replica, un titolo col popolo chiuso. Sì, no. Hai scelto sicuramente Sì, e difatti una volta, ma ho fatto prima di scrivere la tesi, il primo articolo, il primo saggio che ho scritto era una piccola cosa, sono stato invitato a un convegno
dell'Accademia di Udine, mi sembra, sulle tradizioni, non so, della carne del Friuli. E ho presentato un piccolo saggio intitolato I Canici, un popolo chiuso, punto di domanda. Non era che diceva che erano chiusi, ma era quello, volevo parlare di questa metafora. Sì? È andata bene, mi sembra. Qualche amico da qua è venuto giù a sentire. Sì, erano. Io penso che non si offendevano, però la prossima volta che uno o 2 anni dopo sono tornato su e sono arrivato con la Corriere di Udine su a Tumiec. E nella stazione della Corriere c'era la persona che volta era il preside del museo di Tolmezzo. Al bar mi offriva un caffè, un Tidy Blanc, non penso. E dopo bevuto lui diceva, vedi, non siamo tutti chiusi. Allora ho capito che forse era un titolo un po' rischioso. Aspetta che metto su che adesso farò. Sì, diventa freddo, veramente. Sì. Non so, ogni volta che si parte per un lavoro così, che è stato un lavoro insomma che è durato 2 anni, comunque anche se non sono stati continui, credo, nella tua ricerca, alla fine esce un libro e ci sono dei risultati della ricerca. Cosa riscriveresti di quel libro lì? Ripensate per altri anni. Dio. Non il titolo, Ma forse cioè adesso, ma l'argomento centrale che era quello della come si costruiva una comunità di solidarietà, dato che c'erano gli motivi inevitabili delle invidie, della rivalità, ma nello stesso tempo la voglia di stare insieme e il bisogno di lavorare insieme. E quello era. Ma questo, quando lo scrivevo in questo tempo, adesso c'è un quadro teorico abbastanza sviluppato, legato ai temi di problemi di game theory, dei problemi di. C'è una teoria dell'azione collettiva, ci sono diversi punti, è stata molto discussa in questi ultimi 2 decenni. Io ho fatto quel discorso, ma da un punto di vista teorico, forse che veniva dalla le cose che avevo letto, cioè di teorie di Bourdieu, dei strutturalisti, e non. Se avessi saputo che questa letteratura è nata forse negli anni 80, se avevo saputo quello, l'avevo citato, e che se ripresentavo il libro adesso, sì, io citerebbe quella letteratura, strutturerebbe le tesi teoriche un po' sotto quella ottica, anche un po' mi interessava molto su come veniva percepita la realtà,
come la percezione della ritualità, la percezione dell'ambiente fisico sia sociale, cioè i sistemi cognitivi. E adesso io scriverei molto più esplicitamente sia su questa letteratura sulla cooperazione e la scelta razionale, sia su questi temi dei strutture mentali e della psicologia cognitiva. Hai un ricordo particolare legato alla ricerca al libro, qualcosa che ti ha, magari se ce l'hai, se non mi dici di no, questa è un'altra domanda. Se ti ricordi una cosa, dove hai capito che avevi veramente afferrato qualcosa di reale, di importante per la tua ricerca? C'è sempre un momento in cui vacilli nel vuoto e dopo trovi magari un filo, no? Ma sì, io direi di sì. Forse due momenti. Un momento di cui ho scritto un po' nel libro, ma non tanto, ma in cui mi sono fatto un'idea della vallata, è che una volta che andavo con qualche gente di Como Lanx a vedere qualcosa, non so, su in Val Pesarina, su a Ravescleto, qualcuno andava, si montava nella macchina per la porta indietro e qualcuno diceva ma sentiamoci indietro come un De Antoni. E quello ho capito, quello mi ha introdotto al discorso dei vecchi le famiglie Shores della vallata. E questo era molto interessante perché c'erano proprio quelle famiglie potenti, non erano più tanto potenti, ma erano ancora persone di spicco, diciamo, ma non erano quelli che comandavano automaticamente. C'era un po' più i politici dei partiti che erano divenuti più importanti, mi sembra. Ma quel discorso di potere dei grandi proprietari di boschi, di segherie, è un po' la mitologia del conflitto dei classi nel XX secolo. E dopo di quello, anche guardando quando sono andato, quando sono andato a Turco e Cidolasi in diversi paesi, per qualche mese ho lasciato tutte le mie idee teoriche, ho quasi dimenticato e ho trovato, invece di leggere libri di antropologia, sono comprato un romanzo di Thomas Hardy, un scrittore inglese della vita rurale alla fine del Novecento, dell'Ottocento in Inghilterra. E io trovavo che quella immaginazione di una vita sociale di diverse classi in cui le tradizioni erano molto sentite, con forti emozioni, una certa non chiusura, ma gente di diverse classi che vivono non tanto distanti sia fisicamente sia socialmente gli uni dagli altri, mi aiutava molto più di immaginare, di entrare immaginativamente nella realtà di questa vallata, che non le teorie. Ho quasi dimenticato i discorsi teorici per qualche mese. E poi, dopo quello era un momento di liberazione, non è che mi ha portato nessun insight, ma mi ha liberato un po' di sperimentare la realtà immaginativamente invece di intellettualmente, diciamo.
E dopo c'erano diversi momenti, ma in cui parlando dell'usanza delle scidolas, dei gruppi di giovani di ogni paese, del costume di chiedere traghetto entro come tipo di multa quando uno di fuori del paese porta via una dei nostri ragazzi. Ho pensato un po', ma è forse come le ragazze siano un tipo di proprietà collettiva, in un certo senso, non quasi metaforico, ma non assolutamente metaforico, della gioventù, sia la gioventù maschile sia tutto il gruppo della gioventù maschile e femminile. Cioè la gente, che la gioventù era una forma di proprietà del gruppo della gioventù e soprattutto le ragazze e dei ragazzi. E dopo cominciavo a indagare un po' le azioni collettive che c'erano una volta, discorsi di latterie collettive. Ho letto, c'è un libro molto bello, Le comunità della Carnia, in cui si parlava dei vecchi documenti, quasi costituzioni di ogni comune, ogni frazione in che volta era un comune, cioè del tardo medioevo, ma 600 mi sembra un po'. E si vedeva che questa azione collettiva, era radicata, non era una cosa di, diciamo, 3-4 decenni indietro, ma che andava indietro proprio secoli. E allora stavo pensando che forse gli atteggiamenti espressi nei riti popolari, le usanze, erano legate anche a queste strutture pratiche che c'era. E mi facevo un'idea un po' vaga nel mente, ma forse la proprietà collettiva in forma di ragazze è legata alla proprietà collettiva in forma di latteria, in forma di boschi frazionali. L'uno rendendo un'espressione sia sociale sia rituale dell'altro, più concreto, più fisicale se vuoi. E a quel punto lì avevo 2 colleghi friulani carnici con cui chiacchieravo, che mi hanno aiutato molto. Uno era il professore Giampaolo Gri e l'altro era Donatella Cozzi, che faceva un studio sulla depressione femminile e i servizi di soccorso, di appoggio per loro, centrato sull'ospedale, sul policlinico, ospedale policlinico non so più, a Tomezzo. E specialmente Donatella e io ci siamo incontrati parecchie volte, abbiamo parlato molto apertamente, si giocavano con le idee. Io ho spiegato quell'idea a lei. E non mi ricordo adesso se ci fosse anche Giampaolo Gri, ma lei ha proprio apprezzato quell'idea e mi ha dato, se vuole, il coraggio di spingerlo un po' più avanti. Ma ecco, forse era lo singolo insight cosiddetto più importante che ho avuto, penso.